Bene, buonasera a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate a questo terzo appuntamento della seconda edizione della rassegna Parole Controtempo. Questa rassegna che abbiamo ideato come chiave di Sofia intorno a quei concetti che molto spesso o abusiamo nella nostra vita o a volte sottovalutiamo. Li abbiamo definiti volutamente parole controtempo, questi concetti che lottano veramente contro il tempo. Possiamo dire che sono parole eterne, quasi addirittura intramontabili. E questo viaggio non lo faremo mai da soli, abbiamo invitato 4 pensatori e pensatrici che insieme saranno le nostre bussole per cercare di recuperare le radici più profonde di queste parole, di questi concetti e scoprire quali sono le domande che possono attraversare il tempo presente. Una rassegna che è nata anche in profonda sinergia con l'amministrazione comunale di Pieve di Soligo e in particolare nella persona di Luisa Cigagna, che chiamerei qui con me sul palco, già a partire dello scorso anno e con la quale collaboriamo ormai da tantissimi anni. Ne abbiamo parlato prima a cena, da quando era che abbiamo iniziato a collaborare, nessuna delle due si ricordava bene l'anno, però da molto tempo. A te Luisa. Grazie Elena, buonasera a tutti e benvenuti. Porto appunto il saluto dell'amministrazione comunale di Pieve di Soligo. Ringrazio la Chiave di Sofia e Lisa Tognon in rappresentanza delle assicurazioni generali perché appunto grazie a questa collaborazione possiamo offrire questa rassegna di incontri che è davvero importante e interessante per le tematiche che tocca. Lavoro, la nostra Costituzione mi pare abbia 6 articoli che parlano appunto di lavoro e il primo è l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi la centralità di questo tema non riguarda solo l'individuo, il soggetto appunto nella sua situazione di lavoratore, di qualsiasi tipo di lavoratore, ma anche come cittadini, perché il lavoro diventa quel dispositivo che ci consente di far parte attivamente della società e di contribuire appunto alla costruzione della società. La storia ci insegna appunto che con la nascita degli stati nazionali il lavoro è diventato lo strumento attraverso il quale i sudditi sono diventati cittadini, quindi protagonisti di un diritto attivo. Il lavoro nel corso del tempo si è trasformato, nel nord-est il lavoro è una religione, si dice spesse volte, però noi questa sera vogliamo scoprire come il lavoro si è trasformato e quali sono appunto magari quegli aspetti che non conosciamo bene e che stanno cambiando, che stanno trasformando appunto il nostro rapporto con il lavoro. Quindi sono sicura che sarà una serata interessante anche questa. Grazie. Grazie Luisa. Un percorso che abbiamo iniziato lo scorso 19 gennaio con la parola abitare, abbiamo proseguito nella costellazione della parola vuoto. Quest'oggi invece entriamo in una parola, un concetto e una dimensione che permea costantemente la nostra vita personale, vita affettiva e la vita in generale. E quindi in questo viaggio abbiamo chiamato qui con noi Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro, che accoglierei con un applauso. Buonasera a tutti e a tutte. Benvenuta Bianca, a Pieve di Soligo. Allora, a te l'arduo compito di questa parola difficilissima. Allora, Bianca è psicologa del lavoro, lavora come direttrice operativa di un'azienda che si chiama Mindwork, scrive per il Sole 24 Ore, ha pubblicato 2 libri perché ci ha fatto lo scherzetto di pubblicare la settimana scorsa un nuovo libro, che sono questi 2 libri qui. È anche diventata dal 2020, giusto? Sì. Consigliera segretaria dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria. E volevo partire a presentare in realtà Bianca dal mio incontro con te, o meglio dal non incontro con Bianca, perché io Bianca l'ho conosciuta attraverso la sua voce lo scorso gennaio in questo podcast che ha curato insieme a Will, Troppo Poco, ed era strutturato con un gioco quasi, addirittura una newsletter settimanale dove si ponevano delle domande intorno alla propria relazione personale con il lavoro e la percezione anche intima che abbiamo con il lavoro. E Bianca è capitata in un momento particolare della mia vita perché era un periodo in cui ho messo in discussione fortemente il mio equilibrio tra vita personale e vita lavorativa.
E nel podcast Troppo Poco sono state suggerite veramente tantissime domande che molte volte non ci poniamo nella nostra vita personale e lavorativa. Questo equilibrio costante tra l'essere e il fare, il tema dell'identità, della differenza, se possiamo davvero essere ciò che siamo nel nostro contesto lavorativo oppure no, il rapporto con i colleghi, la questione del genere, insomma veramente tantissime facce del lavoro che io l'anno scorso non avevo minimamente considerato. Poi la scoperta più grande è stata attraverso questo libro che ulteriormente mi ha suggerito e ci ha suggerito veramente delle domande, direi addirittura quasi esistenziali. Una in particolare ha ispirato anche un numero della nostra nuova rivista, La Chiave di Sofia, appunto dedicata al tema del lavoro, perché l'abbiamo intitolata Lavoro e dunque sono, ricordando un po' Cartesio, ponendo anche in modo provocatorio questa domanda su quanto il lavoro sia un valore o abbia un valore nella nostra vita. E quindi questa costante dualità che lo permea tra l'essere oppure il fare. E quindi Bianca ha addirittura partecipato anche nel numero della rivista, quindi è stata veramente una bellissima scoperta in un momento di estrema fragilità e vulnerabilità della mia storia personale e lavorativa, ma che voglio anche condividervi. E quindi prima di iniziare con una primissima domanda vorrei che Fabio, dalla Zuanna, leggesse un piccolissimo passo di ciò che è scritto proprio sulla nostra rivista, che tra l'altro apre proprio tutto l'intero dossier di ricerca. A te Fabio. È difficile stabilire un momento in cui è successo. È stato più che altro un processo, condensato dalla pandemia, ma di certo precedente. A un certo punto abbiamo introiettato il lavoro. L'abbiamo mangiato come incorporato, alimentando l'illusione di esercitare su di esso un qualche tipo di controllo. Lo abbiamo accolto nel nostro sistema di comportamento, talmente in profondità da farlo diventare parte della nostra identità. Un'identificazione così radicata da avere difficoltà a distinguere l'attività lavorativa dalla definizione di sé. Io sono il mio lavoro diventa totalizzante se non è accompagnato dalla consapevolezza che il mio lavoro non è me. Serve distinguere ciò che arriva da fuori e viene introiettato da ciò che nasce da dentro ed è intrinsecamente proprio. Solo così è possibile masticare ed elaborare l'esperienza. In questo momento siamo ancora seduti a tavola. Il lavoro l'abbiamo sì mangiato, ma non l'abbiamo ancora digerito. Per attivare il processo digestivo è dunque essenziale comprendere cosa effettivamente è stato introiettato e soprattutto cosa questo ha comportato per la psiche delle persone. Il linguaggio è sempre un buon termometro per misurare ciò che avviene. Negli ultimi anni la parola dipendente sta progressivamente scivolando in disuso. Rimangono poche roccaforti, specialmente in ambito giuridico. Nel lessico comune è stata più che altro sostituita da persona, dando un chiaro segnale della direzione intrapresa. Se in passato era il ruolo, dipendente, lavoratore, impiegato, addetto, operaio, ad essere in primo piano, oggi si sposta sullo sfondo, per lasciare spazio alla soggettività che dietro e dentro a quel ruolo si nasconde. Persona porta con sé altre parole diventate comuni all'interno dei contesti lavorativi. Esperienza soggettiva, emozioni, benessere, vissuti, bisogni psicologici, autenticità, sfide di vita. Parole che sono lo specchio di una concezione a tutto tondo di chi lavora, che scinde la coincidenza tra contesto, lavoro, e identità, lavoratore. Non tanto perché la persona entra al lavoro, quanto perché il lavoro entra nella persona. Non a caso la retribuzione, oggetto che esiste fuori da sé,
cessa di essere il principale criterio di scelta e la spinta motivazionale per eccellenza. Si fa spazio alla dimensione della realizzazione personale, che attinge a ciò che è dentro di sé. Il lavoro deve offrire alla persona la possibilità di compiersi. Che si lavori per lasciare un segno, dare un senso, appartenere ad un contesto, sposare una causa, essere riconosciuti oppure riconoscersi, lo si fa mossi da spinte personali, psicologiche e interne. Da attività svolta per sostentarsi, il lavoro si fa espressione di sé, partecipando in questo modo al processo di soggettivazione che ne è al contempo alla base. A essere mutate sono anche le modalità di lavoro, specialmente nei servizi. Una trasformazione che riguarda in primis i tempi e gli spazi di lavoro, che si caratterizzano anch'essi per un movimento da fuori a dentro. Nel tempo l'attività lavorativa si è infatti spostata da un luogo esterno e destinato specificatamente a quell'uso, l'ufficio, a un luogo interno e adattato all'attività professionale, la casa, a cui via via si sono affiancati luoghi altri, ma pur sempre legati all'esperienza del soggetto e svincolati da una destinazione d'uso specifica ed esclusiva. Lo stesso vale per il tempo, non più regolato da un orologio esterno e definito, cartellini, turni, orari prestabiliti, ma da un orologio interno, che cadenza, flessibilità e obiettivi hanno plasmato. È il soggetto ad automonitorare la quantità di tempo che trascorre lavorando. Ecco allora che in questa soggettivazione del rapporto con lo spazio e il tempo di lavoro si afferma la necessità di possedere guardiani interni che possono svolgere la funzione che ieri spettava a quelli esterni. E insieme alle dimensioni di spazio e tempo si è dunque introiettata l'attività di controllo nei confronti del proprio lavoro. Se ieri erano i capi e l'azienda stessa con le sue procedure di entrata e uscita a monitorare i confini tra lavoro e tempo libero, oggi è direttamente il soggetto a farlo, diventando sorvegliante di se stesso. Una funzione che si declina in una duplice accezione, tanto negativa quanto positiva. Si è sorveglianti cattivi quando ci si spinge a lavorare più di quanto si riesca a sostenere, mossi d'ansia da prestazione, eccessivo senso del dovere o volontà di aderire al modello che il proprio contesto organizzativo o culturale di riferimento impone. Si è sorveglianti buoni nel momento in cui ci si premia per i risultati raggiunti, ci si ferma per una pausa o si interviene per mitigare stress e fatica. Serve ripensare collettivamente il rapporto con il lavoro, coinvolgendo tutti i soggetti che a vario titolo lo abitano. Un processo lento, complesso e difficile, eppure necessario alla promozione del benessere, non solo psicologico, di tutti e tutte. Grazie Fabio. Allora, un po' lungo, ma devo dire che ha un po' abbracciato molti dei temi che vogliamo affrontare questa sera. Uno tra tutti è questa scissione completa che abbiamo tra l'essere e il fare. L'abbiamo sentito, tempi e spazi del lavoro, questo rapporto tra la propria intimità e anche il rapporto con gli altri. Insomma, è come se noi fossimo dei funamboli scissi sempre tra queste polarità e ci viene richiesto di trovare la giusta misura tra queste diverse dimensioni. Allora, tu hai usato un'espressione molto forte in questo pezzo: abbiamo mangiato il lavoro ma non l'abbiamo ancora digerito. Allora ti chiedo perché siamo arrivati a questo punto e perché, soprattutto dopo la pandemia, sentiamo l'urgenza di parlare del lavoro con un linguaggio e una grammatica un po' diversa da quella che siamo soliti utilizzare, soprattutto qui nel nord-est, come diceva Luisa prima. Allora, tanto buonasera di nuovo a tutti e a tutte, è un piacere essere qui.
Allora, proverò a rispondere a questa domanda che non è affatto scontata, richiamando Pirandello. C'è una novella di Pirandello che è La Carriola, dove si racconta di questo avvocato che a un certo punto si vede vivere. Quindi lui è in treno, guarda fuori dal finestrino e vede sostanzialmente tutto quello che si è lasciato alle spalle, tutto quello che ci sarebbe dietro la maschera che lui indossa. Sapete, no? Pirandello giocava sempre un po' su questo discorso delle maschere. E lui si vede vivere da quel momento in poi, non riesce più a sostenere quella maschera, ma si trova comunque nell'inevitabilità di mantenerla. Quindi per gestire questo cortocircuito sostanzialmente inizia a far fare la carriola al cane. E quindi c'è questa immagine molto particolare. Io ricordo la prima volta ero al liceo che l'avevo letta, questa novella mi aveva colpito, questa cosa della carriola al cane. A noi è successo un po' la stessa cosa, nel senso che durante il Covid, soprattutto per chi si è dovuto fermare volente o nolente, quindi è rimasto a casa o ha portato giusto appunto il lavoro nella propria abitazione, noi ci siamo anche visti lavorare, non solo visti vivere. Abbiamo messo in pausa molto spesso, molto frequentemente le nostre vite e il nostro lavoro. O se anche non l'abbiamo messo in pausa, l'abbiamo non so come dire, riacceso in una maniera molto differente, spesso in maniera completamente diversa da quella a cui eravamo abituati prima. E questo vedere il lavoro, vederci vivere e vederci lavorare, ci ha anche molto spesso portato a domandarci tutta una serie di cose che prima non ci ponevamo, perché non ci vedevamo lavorare, lavoravamo e basta. È come se avessimo fatto zoom out da un certo punto di vista, quindi avessimo dezoomato, fossimo un attimo usciti dal quadro e avessimo guardato il quadro. E io credo che sia un po' cominciata lì questa presa di consapevolezza. Poi, come scrivevo, è sicuramente cominciata prima, ma prima era più legata a variabili esterne, come stava già cambiando il lavoro, la digitalizzazione e non solo. La crisi, perché consideriamo che c'è anche quell'aspetto. E col Covid invece l'abbiamo introiettata molto di più e quindi appunto quando poi ci siamo sentite per questo pezzo ho iniziato un po' a pensare, ricordo che a un certo punto avevo iniziato a fare un po' di ragionamenti su cosa scrivere, come scriverlo, come impostarlo e ho detto abbiamo mangiato il lavoro, cioè infatti è stato, vi ringrazio anche per questa opportunità perché poi scrivere ti permette sempre di sistematizzare una serie di pensieri che non sai di avere e quindi poi ho detto sì, in effetti abbiamo mangiato il lavoro ma non l'abbiamo ancora digerito perché ci siamo in mezzo, siamo qua a parlare di lavoro ma questo è il fatto che ci sia scritto lì lavoro, lì davanti pure, è proprio il sintomo che non l'abbiamo ancora digerito, dobbiamo parlarne, il fatto di doverne parlare anche insieme qua stasera è proprio perché tolgo l'orecchino? Sì. Appoggio qua, non so, sempre, io mi ostino a mettere questi orecchini e poi succede. Però questa l'avevo detto, adesso se partono le collane, quindi cerco di star ferma. Quindi dicevo, il fatto che stiamo qua a parlare poi alla fine di lavoro oggi vuol dire anche questo, il fatto che stiamo ancora cercando di sedimentarlo, come si dice molto spesso in psicologia. E l'abbiamo mangiato perché avevamo anche bisogno di capirlo un po' di più. Pensate ai bambini che si mettono in bocca le cose quando sono molto piccoli, se le mettono in bocca perché devono esplorarle, devono capirle, devono conoscerle. Noi abbiamo fatto un po' la stessa cosa col lavoro, l'abbiamo guardato talmente da vicino che abbiamo finito per ingerirlo, ecco. Un'altra dinamica che viene fuori soprattutto anche in questo tuo libro Come stanno i tuoi, perché è importante il benessere psicologico in azienda, che ha molto a che fare con l'aspetto filosofico e appunto la differenza tra l'essere e il fare il proprio lavoro. E tu Bianca in questo libro descrivi molto bene questi due identikit di persone che sono il proprio lavoro oppure fanno il proprio lavoro. E quindi la domanda che in realtà si fa il lettore e si fa anche il lavoratore, la persona, è dove mi trovo io, tra l'essere o il fare? E non c'è in realtà una risposta netta, spaccata, se è meglio l'uno o l'altro, però ci sono dei punti che possono essere discussi. Vuoi un po' presentarci quali sono questi due identikit nel quale probabilmente vi ritroverete, sicuramente anche voi?
Allora, comincio dal dire che io sono il mio lavoro, io sono psicologa del lavoro, sono direttrice operativa di Mindwork, quindi lo si capisce già poi dal lessico, dai verbi che si decide di utilizzare. Come giustamente ricordavi tu, non c'è una posizione più giusta dell'altra, semplicemente la posizione in cui noi stiamo meglio. E parlavamo prima, no, leggendo anche il Petzos, che è nel nuovo numero della Chiave di Sofia, di spazio e di tempo, che sono un po' due delle variabili che cambiano rispetto all'essere o al fare, cambiano l'identità e cambiano le relazioni. Chi è il proprio lavoro tendenzialmente è una persona che ha bisogno di gestirsi il suo tempo e i suoi spazi, quindi quei guardiani interni di cui parlavamo si sceglie di averli in qualche modo. Io ho scelto di essere mia guardiana, poi non sempre è facile, io dico che è una perenne lotta contro se stessi tutti i giorni, ci vuole molta autodisciplina, però dal mio punto di vista è anche l'aspetto più divertente. È anche quello che poi mi dà più soddisfazioni, quando riesco ad hackerare un po', ad hackerarmi e quindi a trovare i cortocircuiti. Chi fa il proprio lavoro invece si trova bene nei guardiani esterni, quindi giusto, si parlava del cartellino, di altri elementi che cadenzano il tempo e cadenzano lo spazio, andare in ufficio, tornare dall'ufficio, muoversi, attraversare dei luoghi che portano a lavorare. Io tendenzialmente, a meno che, poi anch'io vado in ufficio, ma non così spesso, quindi io non attraverso luoghi, io tendenzialmente lavoro da casa e lavoro ovunque, passo dalla cucina al divano allo studio e così via, non entro ed esco da un luogo. C'è poi l'aspetto delle relazioni, chi è il proprio lavoro tendenzialmente ha più facilità o comunque è più... si apre alla possibilità, mettiamola così, di tessere anche relazioni amicali sui luoghi di lavoro. Se noi pensiamo, siamo stati abituati molto spesso a dire no, i colleghi non sono amici, con anche delle volte un po' quasi di reticenza nel stringere poi amicizie nei luoghi di lavoro. Questo almeno per chi fa il proprio lavoro, perché se ci fate caso chi porta avanti un po' questa retorica è chi fa il proprio lavoro, che invece tendenzialmente preferisce tenere i due piani separati. Di nuovo non c'è un giusto o uno sbagliato, semplicemente funzioniamo in maniera diversa. Quarto punto, l'identità. Io sono il mio lavoro non è me, lo dicevo prima. Io mi identifico anche nel mio lavoro e il mio lavoro mi identifica in qualche modo e questo è parte del mio essere, quindi la mia identità di bianca è fatta da tante sfaccettature, tra cui anche il lavoro che faccio. Io sono bianca anche perché sono psicologa del lavoro, se no non sarei io, perlomeno per come mi conosco. Chi fa il proprio lavoro tiene tendenzialmente separate un po' le identità, quindi è una persona a prescindere dal lavoro che fa. Potrebbe essere impiegato in un ufficio, come magari lavorare nella ristorazione, essere insegnante medico o altro, e comunque sarebbe quella persona lì. Di nuovo una separazione, una scissione, se vogliamo, tra sé e il proprio lavoro. Perché? Perché si sta meglio, semplicemente, perché il proprio equilibrio, quei funamboli sul filo, lo si tiene in questo modo qui. Chi è il proprio lavoro lo tiene in un'amalgama un po' più fluida, dove delle volte non è sempre però semplice trovare i confini. E questo sarebbe un grande altro tema. Certo. Allora possiamo dire che il lavoro è un valore o ha un valore secondo te nella nostra vita? Perché Marx 150 anni fa ha ben espresso quanto il lavoro sia certamente il mezzo attraverso il quale noi raggiungiamo la nostra sussistenza, ma è anche l'occasione dove l'individuo si manifesta principalmente, quindi è come se fosse una parte esterna di noi che si manifesta ovviamente alla collettività. Secondo te il lavoro ha un valore o è un valore? Questa è una bella domanda. Secondo me, non lo so, ci sono due risposte che sono entrambe. Ha un valore, se vogliamo, in un'ottica che può essere sicuramente più oggettiva, ma anche molto soggettiva, perché per me ha un valore diverso da quello che può avere per te o per qualsiasi altra persona qua presente. Per me, ad esempio, ha un valore perché mi permette anche di realizzarmi, no? Che era un po' quello che si leggeva, si ascoltava anche prima. Però è un valore, secondo me,
è il punto nevralgico di oggi, è dove ci stiamo interrogando, se è effettivamente un valore e se come tale va trattato, o se invece è un qualcosa che è nelle nostre vite, che ci serve per vivere, che ha una funzione anche sociale di un certo tipo, ma non è un valore inteso come, cioè può essere un valore per me, però non in senso collettivo magari. Ecco, Ok. questo secondo me è qua che ci stiamo interrogando. Interessante sul fatto che ci sia questa questione è un valore manifestata anche dal fatto che adesso si sente sempre parlare di più di quanto i giovani, anche qui intendersi cosa si intende con giovani, si cerchi maggiore flessibilità, maggiore equilibrio tra vita personale e vita lavorativa, c'è una grande difficoltà a recuperare, a reperire anche proprio a certi tipi di professioni come quelle che richiedono il sacrificio di orari di lavoro, i fine settimana, quindi questa domanda è effettivamente presente. Tu in questo libro però, intitolato tra l'altro Come stanno i tuoi, è un po' una provocazione perché è come se ci chiedessimo a che punto siamo arrivati in Italia oggi quando parliamo di lavoro e a che punto siamo quando parliamo soprattutto di benessere psicologico. Infatti con Bianca in realtà eravamo indecisi su come intitolare questa serata, se lavoro o con altre parole, altri concetti. Allora ti chiedo a che punto è arrivata l'Italia oggi sulla questione del benessere psicologico, soprattutto ovviamente in ambito lavorativo. Certo. Guarda, ne parlavamo a cena, perché quello che raccontavo era un po' questo, che secondo me siamo arrivati in un momento in cui dobbiamo fare chiarezza e ordine, perché le aziende hanno cominciato a occuparsene in relazione alla pandemia. Quindi per una logica anche emergenziale, nel senso che le persone non stavano bene e si è cominciato a parlare del perché non si stesse bene, soprattutto si è cominciato a fare qualcosa per far star meglio le persone. Però non era troppo chiaro cosa significasse benessere psicologico nel 2020 e non lo è ancora adesso. Nel senso che a me capita molto spesso di parlare con persone in azienda a vario titolo che se tu parli con le risorse umane ti danno una risposta, se tu parli con l'amministratore delegato te ne danno un'altra, se tu parli con i manager te ne danno altre ancora. Perché è chiaro su di me, benessere psicologico, tendenzialmente le persone ti dicono equilibrio, armonia, stare bene e così via. Se chiedi cosa vuol dire benessere psicologico a lavoro, iniziano ad aprirsi tutta una serie di risposte molto diverse tra loro, chi punta sulla retribuzione, chi punta sulle relazioni, chi punta sulla flessibilità, chi punta sul trovare un lavoro in cui ci si sente rappresentati, e lì si frammenta tutto. È ovvio che benessere psicologico al lavoro significa tutte queste cose e molto di più, però proprio perché è molto frammentato, io credo che in questo momento sia necessario mettere un punto, andare anche a dare un disegno a tutto quello che si è fatto, perché soprattutto le medio-grandi aziende, ma non solo, devo dire anche sempre di più quelle piccole, stanno facendo tanto per il benessere psicologico, ma lo stanno facendo spesso senza una chiara architettura. Fanno azioni magari non necessariamente episodiche, magari anche periodiche, comunque anche abbastanza sistematiche, ma non sistematizzate. Per cui poi finisce che le persone non sanno cosa la loro azienda sta facendo per loro, parte di un'azienda conosce le attività che l'altra parte ha fatto, ma l'altra parte non conosce le attività dell'altra, e che poi c'è anche questa questione, il benessere psicologico non esiste una funzione oggi in azienda che se ne occupi primariamente. In alcune aziende se ne occupa le risorse umane, in alcune aziende, se ci sono, se ne occupa chi si occupa di diversity, equity and inclusion, quindi diversità, equità, inclusione. In alcune aziende se ne occupa chi se ne occupa del welfare, in altre aziende direttamente ai piani più alti. Cioè non c'è un disegno preciso, ma è normale perché ci siamo un po' tutti inventati lì per lì 4 anni fa sostanzialmente. Oggi io credo che sia arrivato il momento, soprattutto perché lo chiedono le persone, di sistematizzare, creare l'infrastruttura, creare l'architettura, ripensare anche quello che si è fatto, valutarlo, perché nessuno ha ancora valutato nulla dell'impatto anche che hanno avuto le iniziative fino ad ora fatte, e far tesoro di tutto questo e andare poi a fare una progettualità un pochino più a medio termine, perché fino ad oggi si è fatta molto sul breve. Di nuovo, anche questo non è semplice,
Però la misurazione, diciamo, un po' dell'impatto poi di tutto quello che è il benessere psicologico, oggi se ne sta iniziando a parlare, ecco. Quindi io credo che un lavoro di sistematizzazione piano piano si stia intravedendo. Certo, mi viene anche in mente quando si parla di benessere psicologico e ci sia questa necessità di educare a questo tipo di osservazione e di ascolto, in realtà ci sia innanzitutto una primissima educazione che è quella verso la conoscenza di noi stessi, no? E quindi la capacità anche di mettere in discussione se stessi, saper guardare il modo in cui noi decidiamo di vivere la nostra vita o di stare al mondo. Allora, siccome vorrei tornare molto su questa cosa tra l'essere e il fare il proprio lavoro, farei leggere a Fabio un passaggio dal tuo libro, visto che Fabio ciò che legge diventa sempre meraviglia. Oggi sei un po' raffreddato. Oh sì, scusate, però, oggi è un po' più la papagna, come si suol dire. Fare il proprio lavoro protegge da un'eccessiva commistione. Si ha la protezione di confini ben tracciati e si mantiene la capacità di staccare completamente la spina quando necessario. La propria identità è ben distinta. Da una parte quella personale, dall'altra quella professionale. Essere il proprio lavoro implica fluidità e abbattimento dei confini. Io sono, a prescindere dall'attività che sto svolgendo. Non esistono incursioni lavorative nella vita privata. Tutto è vita, che prende via via forma e si declina in maniera flessibile rispetto alle circostanze. Chi fa il proprio lavoro abita in una cittadella con alte mura, che difendono e che allo stesso tempo permettono di uscire per recarsi al lavoro. Chi è la propria professione vive in un borgo diffuso, dove il via vai è costante e non regolamentato. Non c'è una posizione corretta o più sana di un'altra. Chiunque dovrebbe avere la possibilità di poter fare o essere rispetto a ciò che maggiormente fa stare bene e sente giusto per sé. Conosco persone che fanno e che non vorrebbero mai essere. Non ritengono giusto che il lavoro sia così presente nella loro vita. Gestiscono stress e ansia proprio attraverso quei confini che mettono tra vita privata e professionale. E sono ben contente di lasciare il telefono aziendale a casa nel momento in cui escono a fare la spesa. E poi conosco persone che sono e che non vorrebbero mai fare. Perderebbero motivazione, slancio ed entusiasmo, vivrebbero male il dover indossare un ruolo, si sentirebbero costrette in modalità eccessivamente rigide. Pensa alla differenza che può fare anche solo capire se il proprio o la propria collega fa o è il proprio lavoro. È un passaggio che ritengo necessario per poter impostare una giusta collaborazione. Devo conoscere per poter rispettare. Cosa succede infatti all'incrociarsi delle differenze? Se due persone che lavorano insieme, tutto scorre liscio, almeno da questo punto di vista. Lo stesso per due che invece fanno. Diverso è se invece io sono e devo interfacciarmi con chi fa, o se io faccio e devo interfacciarmi con chi è. Ecco allora che diventa essenziale confrontarsi su questi aspetti. Anche solo esplicitare le due diverse posizioni può fare la differenza. L'impatto positivo di condividere le proprie aspettative è sempre potente, soprattutto in azienda. Prima di farlo, è però opportuno domandarsi cosa ci si aspetta da sé e cosa dalle persone con cui si lavora. E soprattutto, se queste aspettative sono lecite o eccessivamente grandiose. Per tenere insieme i sono con i fare, è tuttavia essenziale esplicitare le diverse posizioni, mappare il gruppo, condividere le reciproche aspettative. Lo si può fare in maniera informale, certo,
ma l'azienda può anche assumersene la responsabilità e strutturare momenti che consentano alle persone di ragionare sul come lavorano. La mia azienda favorisce l'essere o il fare il proprio lavoro. I miei colleghi e le mie colleghe sono o fanno il proprio lavoro. E io sono o faccio il mio lavoro. Le domande, tuttavia, non finiscono qui, o almeno non dovrebbero. Al di sotto dell'essere e del fare, infatti, ci sono emozioni, vissuti, credenze, valori e bisogni. Elementi che contribuiscono a determinare il nostro rapporto con il lavoro e su cui, dunque, ogni azienda dovrebbe interrogarsi e intervenire se vuole costruire ambienti di lavoro a misura di benessere psicologico. Grazie Fabio, perché hai concluso con una potenza quasi un po' spiazzante. Scusate. Vorrei fare un attimo un sondaggio tra la platea, chiedendo a voi quanti di voi si sentono di essere il proprio lavoro e poi quanti invece di fare il proprio lavoro. Per alzata di mano, quanti sono i sono il mio lavoro? Alzo anch'io. Anch'io. Giusto. Ok. Quanti invece il fare il proprio lavoro? Ma c'è sempre un 50-50, Ah. più o meno. Io ormai che faccio questo, ormai è un test che infatti se non Ok. l'avessi fatto tu l'avrei fatto io. Ok. Devo dire che siamo sempre Sono abbastanza su un equilibrati. 55, poi ogni tanto c'è un po' di... Vi siete ritrovati in questo identikit del sono, del fare il proprio lavoro? Bene, allora ci hai visto giusto, Bianca, in quanto è scritto. Vorrei tornare un po' sul tema del tempo storico che abbiamo vissuto con la pandemia, perché dopo la pandemia abbiamo sentito utilizzare concetti come burnout, quindi questo tempo di sfinimento, di esaurimento quasi cronico, direi, e prolungato nel tempo. Allora ti chiedo, come mai siamo arrivati a questo tipo di burnout, quindi tempo cronico, e se secondo te c'è un po' di possibilità di miglioramento in questo oppure c'è ancora tanta strada da fare? Allora, tanto ti ringrazio per questa domanda, perché io detesto essere autoreferenziale, però quindi chiedo scusa, probabilmente non ce n'è bisogno, ma chiedo scusa per quello che sto per dire, perché sarà una cosa un po' autoreferenziale, ma così ti prepari, sto scrivendo un terzo libro e dove parlo proprio, tra le altre cose, di burnout. Quindi in realtà questa domanda mi permette di anticipare alcune riflessioni che ho belle fresche, perché sto scrivendo in questi giorni. E riflessioni che sono partite da una necessità, ossia anche in questo caso fare chiarezza. Nel senso che di burnout ne abbiamo sentito parlare moltissimo. Io per scrivere il libro a un certo punto mi sono interrogato e ho detto ma quanto ne abbiamo effettivamente parlato? Quindi ho interrogato Google e da praticamente l'inizio della pandemia ad oggi abbiamo, adesso non mi ricordo i dati ma li ho già tirati giù ma non me li ricordo, scusatemi, ma sono abbastanza emblematici, abbiamo fatto praticamente più di 2/3 delle ricerche su Google che abbiamo fatto dal 2004 ad oggi. Cioè negli ultimi 4 anni praticamente è stato cercato, è stato scritto di burnout in maniera esponenziale. Quanto poi questo in realtà corrisponda a un effettivo burnout, secondo me dobbiamo chiedercelo. Con questo io non voglio minimizzare la questione, anzi, ben lungi. Però burnout è una di quelle parole che è entrata nell'immaginario comune che ormai tutti e tutte conosciamo, ma io ogni tanto mi diverto, sono forse un po' sadica, non lo so, a chiedere poi effettivamente alle persone che incontro, con cui magari occasioni come queste, ok, ma chi è che mi dà una definizione di burnout? Anzi, chi è che mi dà una definizione di burnout? Evento stressante? Comportamenti stressanti? Qualcun altro? Qualcun'altra?
Sfinimento sentito. Sovraccarico continuo ripetuto, ha detto il Signore. Sentivo uno stato psicologico. Ok. Se ci pensiamo, adesso poi vi do la risposta, ma se ci pensiamo però, perché poi di solito succede un po' questo, no? Che è una parola che in effetti viene molto utilizzata, però poi la si conosce poco effettivamente, no? Nella sua definizione. E sentiamo parlare diciamo burnout, no? Io sì, no, mi sento in burnout, sono in burnout. Le persone che sono realmente in burnout non dicono di essere in burnout. Il burnout è una sindrome occupazionale, questo ce lo dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 2019, quindi in realtà in tempi un po' già tardi, l'ha definita sindrome occupazionale, fenomeno occupazionale, una sindrome, non è una malattia peraltro, quindi poi si pone anche tutta una questione complessa sulla diagnosi di burnout, perché se non è una malattia non puoi fare diagnosi. C'è tutta una questione interessantissima che adesso non approfondisco qui, ma visto che sono tutti ragionamenti diciamo recenti, ve li condivido sul fatto che in realtà il burnout non esista, sia una forma di depressione. E poi ci sono tutti quegli studi classici sul burnout, in primis di Maslach, ma non solo, che ci dicono che normalmente viene chiamata sindrome di esaurimento, l'OMS diciamo la descrive, che forse è una descrizione già molto buona, come uno stress prolungato nel tempo che non viene risolto, ma poi ci sono delle manifestazioni del burnout che sono quelle che in parte avete detto, no? Quindi lo sfinimento, c'è il distacco dal proprio lavoro, c'è proprio un disimpegno anche emotivo dal proprio lavoro, c'è quindi un allontanarsi, un non riuscire proprio più a lavorare. Però il burnout in realtà è qualcosa di estremamente complesso che non si è ancora neanche capito benissimo. Però le persone dicono di star male e di soffrire di burnout, e questo in effetti è un dato. Noi come Mindwork ogni anno abbiamo un osservatorio con BVA Doxa, che è un ente di ricerca, sulle aziende italiane, sul benessere psicologico nelle aziende italiane. Pensate che i dati 2023 ci dicono che il 76% delle persone dichiara di aver sperimentato almeno uno dei sintomi del burnout, che poi venivano elencati nella ricerca. E una persona su 5 sostiene di averlo avuto diagnosticato, per quanto diagnosticato abbiamo capito che è un po' da prendere con le pinze. Una persona su 5 è tantissimo, se noi andiamo a vedere. Cioè, non so quanti siamo stasera, ma probabilmente qua dentro ci sono un bel po' di persone che teoricamente dovrebbero avere il burnout. E quindi io vado un po' sempre a sentenziare un po' su questi dati, nonostante siano nostri, siano rigorosissimi, perché BVA Doxa è rigorosissimo come ente di ricerca, perché secondo me, io spero almeno, che non siano poi così rappresentativi della realtà, ma anzi siano rappresentativi di un po' di confusione che c'è sul concetto di burnout. Perché sicuramente viviamo un forte stress da lavoro, e viviamo, secondo me, uno scollamento da quello che quell'aver mangiato il lavoro, cioè quella difficoltà nel digerire, secondo me oggi la stiamo interpretando in maniera molto appunto confusa, e diamo dei nomi a quelle sensazioni lì, che magari sono burnout, ansia, stress, senza effettivamente magari riconoscerle davvero. Quindi è un tema, quello del burnout, senz'altro, però secondo me è un tema su cui c'è un po' da fare chiarezza. Ecco. Potremmo considerare questa, non dico ossessione, ma attenzione alla ricerca appunto su questo concetto come uno specchio in realtà di un malessere che stiamo vivendo nel nostro rapporto col lavoro, che sia più sbilanciato tra chi è il proprio lavoro o chi fa il proprio lavoro, però entrambe le parti stanno manifestando un malessere che magari sentono di identificare come burnout. Se da un lato chi è il proprio lavoro ha questa difficoltà di porre dei limiti temporali, spaziali alla propria vita lavorativa, vita personale, dall'altro chi fa il proprio lavoro invece cerca un'occasione per
riscoprire se stesso e il proprio valore nel lavoro che prima invece non aveva mai affrontato. Potremmo considerare questo come in realtà un campanello d'allarme anche positivo nella riflessione intorno al benessere in ambito lavorativo? Questo, oppure potremmo anche considerarlo il sintomo, lo metto nelle virgolette così, di una ricerca spasmodica del benessere a tutti i costi. E sono volutamente provocatoria, nel senso che quando citavi anche il discorso della cultura del sacrificio, che poi un po' la domanda che oggi ci si pone è: ma i giovani, sempre questi giovani che non si capisce bene che siano, ma i giovani hanno smesso, non hanno più la cultura o non hanno mai avuto la cultura del sacrificio, oppure i ritmi di lavoro sono diventati insostenibili? Cioè, dove sta la verità? Cioè, effettivamente non sono in grado di sostenere un sacrificio, oppure effettivamente il lavoro è diventato talmente richiedente, talmente impegnativo che siamo oltre il sacrificio? La verità probabilmente sta in mezzo, come la verità probabilmente sta in mezzo anche in questo caso. Cioè, noi se accusiamo di star così male a lavoro perché siamo più in grado di riconoscere il malessere di prima, perché lo vediamo di più, o perché più di prima cerchiamo il benessere, e ci aggiungo un po' a tutti i costi. Perché un altro tema secondo me è questo, il fatto che, ed è per quello che credo che sia necessario oggi fare chiarezza e sia arrivato il momento di sistematizzare il benessere psicologico a lavoro, perché il rischio che vedo è, da un lato, estremizzare il malessere, ma dall'altro estremizzare il benessere, senza capire che sono due facce della stessa medaglia. Cioè, il benessere non è vero che è benessere sempre, ma questo ce lo dice anche, di nuovo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità quando ci dice cos'è la salute. La salute non è assenza di malattia. Io posso essere in salute anche se sto male. E la stessa cosa il benessere a lavoro. Il benessere a lavoro non vuol dire stare bene tutti i giorni, essere sempre felici del lavoro che si fa, andare d'accordo con i colleghi, non avere stress, non provare ansia. Significa stare sufficientemente bene per sentirsi comunque in equilibrio e funzionare. Ma se ci pensiamo, è esattamente quello che avviene nelle relazioni. Chi di noi in una relazione che funziona e sta bene in quella relazione e ama la persona con cui sta, se io vi chiedessi come va la relazione mi direste bene, ma se vi chiedessi, ma quindi non litigate mai, quindi non alzate mai la voce, quindi andate sempre d'accordo, probabilmente mi direste no, mi guardereste anche un po' straniti o stranite, perché nessuno di noi si aspetta che se una relazione va bene sia sempre tutto rose e fiori, no? Invece sul lavoro inizia ad esserci un po' non la voglio chiamare deriva perché non lo è, però un po' il rischio che quando si parla di benessere allora vuol dire che bisogna sempre star bene. Però questo, e qua veramente mi metto il cappello da psicologa, questo è rischioso perché poi se noi non riusciamo a gestire l'angoscia anche del non star bene diventa poi un problema, ma per noi, per il nostro benessere. Certo. Perché stare bene significa anche riuscire ad attraversare il malessere e anche a sostare nel malessere delle volte. Quindi io credo che sia, come spesso succede oggi, un po' complessa la questione da questo punto di vista e ci siano poi alla fine possano esserci due verità che sembrano escludersi a vicenda ma che in realtà convivono. Cioè sicuramente più malessere di ieri dettato da tutta una serie di variabili che non sono necessariamente lavorative, sono anche lavorative ma secondo me arrivano anche dall'esterno e finiscono per convogliare nel lavoro. Però c'è anche un elemento che oggi stiamo chiedendo al lavoro molto di più di ieri. E questo poi si vede anche nella richiesta di quello che il lavoro ci può restituire. E oggi vogliamo che ci restituisca un benessere psicologico, benessere economico, benessere relazionale, benessere di vita, realizzazione personale. E quindi sta diventando un qualcosa, e queste non sono parole mie ma le rubo perché sono molto belle, anche se erano scritte negli anni '80, quindi per dirvi, è sempre meno centrale ma è sempre più al centro in realtà il lavoro oggi. È meno centrale perché vogliamo essere tante altre cose, ma allo stesso tempo chiediamo al lavoro di veicolare tutto un sistema di valori, certo, anche e di aspettative, di proiezioni che ci mettiamo che non è indifferente e che puntualmente delude.
ma come è normale che sia nel momento in cui ci sono quelle aspettative grandiose che... Mi hai fatto un po' pensare perché tra le altre voci della nostra rivista c'è anche Maura Gancitano e Andrea Colomedici, che hanno anche loro affrontato ampiamente il tema del lavoro, e in particolare anche in relazione alla cosiddetta epoca della performance, Sì. no? Di questa eccessiva richiesta che la società ci impone di essere estremamente performativi, quindi sempre al 100%, di non mostrarsi mai vulnerabili, mai fragili, e quindi mi ritrovo molto in quello che tu dici, che da un lato la società ci richiede questa altissima performatività, dall'altro anche noi esigiamo che dal mondo del lavoro dobbiamo sempre sentirci al 100%, Sì. e quindi non ammettere mai a se stessi di essere anche suscettibili di venir meno a quella che è la nostra performatività. Sì. E mi aggancio a questo vai. Sì, no, vai. scusami, volevo aggiungere una cosa. Sì, e chiediamo anche al lavoro di non deluderci mai. Che gli stiamo chiedendo però un qualcosa che è impossibile da sostenere. Adesso lo stiamo un po' umanizzando questo lavoro, però secondo me è anche funzionale. Noi le delusioni dobbiamo riuscire a sostenerle, perché fa parte del nostro benessere psicologico, questo, e quindi esattamente come ci deludono le persone, che è normale e anche sano da un certo punto di vista che sia così, è sano che ci deludi il lavoro. Però secondo me qua è dove stiamo un po' perdendo il collante, ecco, col lavoro, che oggi abbiamo un po' la pretesa che non ci deluda. E se ci delude, anche se ci delude di poco, diventa una cosa a monta. Certo. Perché io incontro persone che lavorano in azienda e che lavorano in generale, lavoratori e lavoratrici, chiamiamoli così, tutti i giorni, e molte volte mi arrivano dei racconti, ma a prescindere questo peraltro secondo me da un discorso di età e di generazioni, proprio di persone che stanno avendo difficoltà a gestire le frustrazioni derivanti dal lavoro, che poi siano troppe, può essere anche, perché di nuovo non sono due verità che si escludono a vicenda, anche se potrebbero sembrare, però sicuramente c'è anche un po' quell'aspetto lì, non siamo più disposti a farci deludere dal lavoro, eppure il lavoro continua a deluderci. Certo, poi probabilmente anche direttamente proporzionale a quante ore passiamo nel nostro lavoro, Certo. no? Se nella maggior parte dei casi è un terzo delle nostre giornate, chi è il proprio lavoro può sbordare anche un po' di più Sì. nel tempo dedicato appunto al lavoro. Ma parlando di questa cosa, di questo aspetto legato alla performance, tu hai fatto un upgrade importante in questo libro, perché hai introdotto un concetto veramente meraviglioso. Sei riuscita a leggere? Non tutto, lo ammetto, perché non ce l'ho fatta. Infatti dicevo, mi è arrivato lunedì. Va bene che non è tanto lungo, però. Mi è arrivato lunedì, però non ce l'ho fatta. Però un concetto veramente molto interessante, non solo dal punto di vista filosofico, ma sul proprio normare il fatto che siamo innanzitutto esseri umani, come tali c'è la salute fisica, ma c'è anche la salute psicologica, e la vulnerabilità. Tu in questo libro innanzitutto ci si chiede che cos'è la vulnerabilità, e poi quale sia il rapporto della vulnerabilità ovviamente nel nostro contesto di lavoro. Allora ti chiedo come mai è nata questa precisa parola e non altre, e in che modo questo concetto entra nel mondo del lavoro. Allora, non l'ho scelta io questa parola, è lei che ha scelto me, o anzi è Silvia Zanella, che è la curatrice della collana, che ha scelto sia la parola che me per quella parola. Quindi mi è arrivata a un certo punto una telefonata, più o meno in questo periodo dell'anno scorso, no, forse la primavera, in cui Silvia, che io conoscevo, ma in realtà non ci eravamo mai viste di persona, mi chiama e mi dice: sto curando una nuova collana per Franco Angeli che si chiama Le voci del lavoro nuovo, e ogni libro sarà un lemma, quindi oltre vulnerabilità il quarto, i primi due sono stati coraggio, felicità, partecipazione, adesso vulnerabilità, ne usciranno altri. E lei mi disse: sono parole che sono entrate nel mondo del lavoro negli ultimi anni, tra queste parole abbiamo pensato a vulnerabilità e io ho pensato a te, quindi in realtà è arrivata, non l'ho scelta io. E quando lei mi ha detto: ho pensato a te, vorrei che facessi a pezzi, lo scrivo poi anche nell'introduzione, questo lemma, io ho detto: guarda, sono proprio sono stata entusiasta fin dall'inizio,
però in maniera un po' incosciente, perché non sapevo ancora cosa significasse vulnerabilità lavoro effettivamente. Pensavo di saperlo, poi mi sono resa conto scrivendo che non lo sapevo. E quindi è stato un viaggio abbastanza interessante, non sempre semplice, di cui però secondo me c'è grande bisogno, soprattutto perché una delle prime cose di cui mi sono accorta scrivendo questo libro è che non se ne parla, ma non se ne parla non solo nelle conversazioni quotidiane, non se ne parla proprio a livello di letteratura. Se voi cercate vulnerabilità online trovate determinati autori e autrici, la più importante è Brené Brown, che è un'autrice, ricercatrice americana, che ne parla anche applicato al lavoro, ma non solo, ma se si va a cercare contenuti sulla vulnerabilità al lavoro si trova pochissimo. È come se fosse la grande assente da un certo punto di vista, nonostante sia presentissima. E tra l'altro con vulnerabilità parli anche di autenticità. Sì. Altra parola e concetto estremamente molto interessante. In che relazione stanno le due? Ma in realtà stanno in una relazione assolutamente simbiotica, potremmo dire, e anzi c'è una formula che non è mia, che riprendo nel libro, che le mette proprio in correlazione. Noi quando siamo, secondo me, al di là di quelle definizioni un po' più tecniche che potremmo dare di vulnerabilità, secondo me l'immagine che più rende è l'essere nudi, che ci dà un'idea di vulnerabilità sia fisica, peraltro, che c'è anche quella, anche se il libro non parla di quella, che di vulnerabilità psicologica, perché quando noi ci sentiamo nudi, da un punto di vista emotivo, è quando siamo vulnerabili, quando siamo attaccabili. Quando ci sentiamo esposti sostanzialmente. E sentirsi esposti in azienda non è semplice, perché tendenzialmente le aziende non sono luoghi in cui è possibile mostrarsi vulnerabili, nonostante siano luoghi estremamente vulnerabili, e guarda caso non sono neanche luoghi in cui è così facile mostrarsi autentici. E qui torna un po' Pirandello dell'inizio, infatti ne parlo anche, no, delle maschere che molto spesso noi mettiamo e che non solo celano la nostra autenticità, ma celano anche la nostra vulnerabilità. Secondo te la vulnerabilità può aiutare il fatto di normalizzare il benessere psicologico in azienda? O un'educazione alla vulnerabilità fin anche da piccoli, quindi dalle scuole, il fatto di riuscire a mostrare come il raccontare, il parlare di ciò che siamo dal punto di vista emotivo sia innanzitutto una costruzione della grammatica emotiva fondamentale per costruire poi rapporti di fiducia, rapporti nei quali riusciamo a mostrarci anche serenamente di essere individui vulnerabili, anche fragili. Sì, non sono sicura, e questo me lo sto ancora domandando, se arrivi prima la vulnerabilità o prima l'educazione proprio base alla salute psicologica, perché quello di cui mi sono accorta scrivendo questo libro è che vulnerabilità è come se fosse la vulnerabilità, mostrarsi vulnerabile è quasi lo step dopo, perché chiunque di voi abbia provato dei momenti della sua vita estrema vulnerabilità sa quanto ci si sente anche fisicamente esposti. A me è capitato delle volte di sentirmi estremamente vulnerabile, ma quasi di avere la sensazione di tremare, cioè anche avere proprio delle reazioni fisiche, e non è facile sentirsi vulnerabili e soprattutto mostrarsi vulnerabili, perché poi anche lì c'è tutte le differenze rispetto ai verbi. Il mostrarsi vulnerabili con persone se manca la fiducia, perché la fiducia è un altro tema fondamentale. Io non mi mostrerò mai vulnerabile con qualcuno o qualcuna verso cui non ho fiducia. E allora la domanda è: quanta fiducia c'è nei luoghi di lavoro oggi? Zero, voi dite. Non ce n'è tantissima in effetti. In generale le aziende non sono grandi luoghi di fiducia, magari ci sono i singoli team, le singole gruppi di colleghi e colleghe dove ce n'è un po' di più, e allora ci sentiamo un po' più sicuri. Però manca quella sicurezza, manca la sicurezza psicologica di cui parlo anche nel libro. Quindi io credo che sia già uno step ulteriore. Io questo me lo sono molto domandata, perché io poi ho questo processo di scrittura che devo partire dalla mia esperienza, che sennò non riesco a fare a pezzi i lemmi in questo caso, ma in generale cose. Io mi sono domandata molto: quando è che io mi mostro vulnerabile? E io mi mostro vulnerabile quando ho fiducia nella persona che ho di fronte, ma soprattutto quando sento una certa sicurezza. E quella sicurezza da cosa è data? È data anche da una condizione in cui io sento di stare bene da un punto di vista psicologico.
Se io non sto bene da un punto di vista psicologico è difficile mostrarmi vulnerabile, è come dire sono in battaglia, mi hanno ferito e mi tolgo anche l'armatura. No, se sono già ferito l'armatura, anzi me ne metto 2 per evitare che mi feriscano di nuovo. E quindi secondo me arriva prima il benessere psicologico e poi la vulnerabilità. Sul fatto che serve un'educazione al benessere psicologico fin dalle scuole, questo non c'è dubbio, anche perché io una cosa che dico spesso è che poi si arriva in azienda, si ha a che fare con degli adulti fatti e finiti, che poi non siamo mai fatti e finiti, ma dove tu devi raccontare e riuscire a passare a delle persone concetti come benessere psicologico, emozioni e vissuti che richiedono una decostruzione non indifferente. E se tu arrivi a persone che magari hanno lavorato per 20 anni in un certo modo e gli arrivi a parlare del fatto che devono far star bene le persone nel loro team, ti guardano e ti dicono ma no, devono lavorare bene, non è che devono stare bene, e hanno anche ragione da un certo punto di vista. Certo. Farei leggere a Fabio l'ultima lettura che abbiamo scelto proprio su questo tema di normalizzare proprio la salute psicologica al lavoro, per farti poi altre 2 domande. Spariglio. Cosa? Abbasso, spariglio un pochettino. Mia nonna materna amava leggere. La sua passione non si fermava ai romanzi di Danielle Steele che affollavano la sua libreria, ma a tutto ciò che poteva avvicinarla a noi, le sue nipoti. Ha letto letteratura greca e latina mentre studiavamo il classico e successivamente diritto quando mia cugina si è iscritta all'università. Recentemente abbiamo sistemato casa sua, uno di quei rituali intrisi di dolce malinconia, tipica di quando una persona cara se ne va e ti ritrovi a ricostruirne la vita. Abbiamo trovato un libro di psicologia generale. L'ho aperto e ho notato le sottili linee tipiche della sua mano che lo incorniciavano. Nella prima pagina era sottolineata una frase che riportava pressappoco quello che avevo scritto come incipit a questo 3° capitolo del libro. In un certo qual modo, la psicologia nasce con l'essere umano. Come scienza moderna vede invece la luce nel 1879, all'interno del laboratorio di Wundt a Lipsia. Le sue origini, tuttavia, si perdono nella notte dei tempi della filosofia, fino ad arrivare alla teoria umorale di Ippocrate nel lontano IV secolo a.C. Eppure è vero. La psicologia esiste da quando esiste l'essere umano. Essa è infatti la componente intrinseca della nostra specie. Spiega come funziona la nostra mente e il nostro comportamento. Ed è anche per questo che tutti pensano di essere un po' psicologi. Gli umani hanno infatti un disperato bisogno di comprendersi e capirsi. La difficoltà che ancora oggi esiste nel parlare di benessere psicologico dentro e fuori le aziende è dovuta anche al fatto che la psicologia non sia avvertita come una scienza, ma come qualcosa rispetto alla quale chiunque può esprimersi. Il ruolo che ricopro nella mia azienda mi permette però di tenere, tra gli altri, webinar verticali proprio sull'alfabetizzazione alla salute psicologica. Sono momenti fondamentali in cui ho l'occasione di spiegare alle persone concetti che dovrebbero essere conosciuti da chiunque, ma che purtroppo sono ancora oggetto di grandissima confusione. Cosa significa salute mentale? Qual è la differenza tra psicologo, psicoterapeuta e psichiatra? Cosa distingue il supporto psicologico dal coaching? Voglio dimostrarvi una cosa. Se le domande fossero: cosa significa salute fisica? Qual è la differenza tra medico di base, cardiologo e cardiochirurgo? Cosa distingue una visita medica da una terapia? Chiunque saprebbe rispondere immediatamente. Lo stesso non si può dire, però, per i primi 3 interrogativi. Tutto ciò non deve sorprendere.
cresciamo a fianco della medicina e della salute fisica, partendo dal pediatra fino ad arrivare alle ore di attività fisica a scuola e alla costante litania del bisogna fare sport e mangiare bene, che, seppur indubbiamente condivisibile, rende il corpo l'unico protagonista della nostra esistenza. Nessun accenno alla mente, spesso nemmeno in famiglia, e tantomeno a scuola. Negli ultimi anni le cose sono in qualche modo cambiate, a partire dall'introduzione di iniziative rivolte all'alfabetizzazione delle emozioni nella scuola primaria. Eppure ancora troppo è demandato alla sensibilità del singolo o della singola insegnante. Finisce così che, crescendo, si perde qualsiasi occasione di riflessione su di sé e sul proprio mondo interno. La mancanza di una diffusa e capillare educazione affettiva e sessuale ne è l'esempio, tanto a scuola quanto in famiglia. Ecco allora che crescono adolescenti non in grado di gestire i propri vissuti e bisogni, che a loro volta diventano giovani adulti che entrano nel mondo del lavoro e non sanno dar voce alle loro emozioni, anche in virtù di un ambiente organizzativo che non a caso non è da meno. Eppure l'azienda è, insieme alla scuola, uno degli ecosistemi che permea la nostra società. In entrambe trascorriamo un terzo delle nostre giornate. Considerato che in un altro terzo dormiamo, è praticamente l'equivalente di metà del nostro tempo. Entrambe dovrebbero dunque avere un ruolo e una responsabilità sociale che vada oltre l'insegnare o il dare un lavoro. E in questo la psicologia dovrebbe senz'altro essere protagonista. Questo è possibile farlo in tanti modi. Rendere la salute psicologica parte integrante dei processi organizzativi, delle conversazioni quotidiane, delle iniziative, del sentire comune, senza stigma, pregiudizi e paure. Occuparsi di salute psicologica in azienda non è una priorità. Non lo deve essere. Definirla una priorità porta con sé una necessità urgente e contingente che rischia di sembrare ed essere episodica. Era senz'altro una priorità durante i primi mesi di pandemia, nei quali era essenziale offrire alle proprie persone un supporto emotivo, data l'eccezionalità di quanto stava accadendo. Ma oggi, a distanza di più di 2 anni da un evento che ha reso evidente come mai nulla prima l'importanza della salute mentale, è arrivato il momento di sganciarsi da un concetto di priorità. Il benessere psicologico deve essere normalità. Non un nice to have, non un must have, ma un normal to have. Un bisogno e un diritto normale per chiunque, dentro e fuori le aziende. Grazie Fabio. Forse vorrei lasciare sedimentare queste parole e prima di farti un'ultima domanda vorrei chiedere a loro se hanno qualche domanda da porti o qualche riflessione da Volentieri. condividere o qualche esperienza anche da condividere personale o la propria idea di lavoro. Abbiamo una mano alzata, Giorgia, grazie, la signora. Si sente? Benissimo. Sì, allora mi sono venuti in mente diversi interrogativi, ma comunque parto quasi dall'inizio. Quando avete chiesto se ci collocavamo più nella dimensione del fare o dell'essere. Ecco, io non ho alzato la mano proprio perché non mi sentivo di collocarmi decisamente da una parte o dall'altra
e stavo riflettendo su quello che era stato detto. E allora principalmente mi sono chiesta quanto il tipo di lavoro induce a collocarsi in una dimensione o nell'altra, quanto siamo noi che la scegliamo questa dimensione e quanto sono le condizioni di lavoro che ce la impongono in qualche modo. Nel senso che mi pare che più il lavoro dà spazio allo spirito di iniziativa, alla creatività, al poter appunto decidere, più ci induce a collocarci nella dimensione dell'essere e più è esecutivo e più ci spinge a collocarci in quella del fare. Ma è una mia riflessione così, è una mia opinione, volevo sentire anche ovviamente la sua, la vostra. E poi quell'altro interrogativo è questo: pensando al mio di lavoro che ho fatto, sono felicemente in pensione da alcuni anni, ho riflettuto sul fatto che alcuni aspetti, è collegata alla prima naturalmente, che alcuni aspetti, alcuni metodi, alcune procedure, alcuni obiettivi che non mi andavano particolarmente a genio, mi costringevano a fare, a eseguire, e altri invece erano per me più gratificanti perché liberavano anche le mie energie interiori, le mie aspettative, ciò che mi piaceva effettivamente fare. E mi è venuto da pensare che le dimensioni possono essere compresenti quindi in un lavoro, soprattutto se il lavoro è complesso, è vario, è articolato. Ecco. Grazie. Grazie. Allora, provo a dare una risposta unica alle tante domande. Parto dal fondo. In realtà sì, essere o fare non necessariamente sono alternative. Poi le abbiamo raccontate anche stasera un po' come due posizioni appunto alternative, ma in realtà noi possiamo anche pensare di fluttuare un po' tra queste dimensioni. Possiamo essere prevalentemente, poi aver bisogno ogni tanto di fare il nostro lavoro, oppure possiamo sicuramente lavorare in ambienti che facilitano l'essere oppure il fare, per tutta una serie di condizioni. Però c'è sempre molto, un po' nelle osservazioni, che poi è tutto queste sono tutte riflessioni che arrivano dal lavoro sul campo. Quindi osservando le persone, parlando con le persone che lavorano, una cosa di cui io a un certo punto mi sono accorta è anche il fatto che è vero, ci sono aziende, ruoli, lavori, professioni che tendono a impostare più sul fare o sull'essere, ma poi l'ultima parola ce l'ha sempre la persona. Perché io ho visto persone fare in ambienti in cui quasi tutti erano e in cui l'organizzazione stessa, per la sua cultura organizzativa, spingeva sull'essere, ma persone che stavano nel loro fare, o viceversa. Ho visto persone cambiare, ho visto persone fare il proprio lavoro, cambiare azienda e cominciare ad essere il proprio lavoro. Non è solo l'azienda, anche momenti di vita diversi. Io posso anche fare per un po' il mio lavoro, poi a un certo punto mi cambia la mia vita e divento il mio lavoro in senso di sono. Ripeto, io credo che sia molto in capo alla persona, nonostante ci siano variabili che possono tirare i fili più da una parte o dall'altra. Io nel libro racconto di mio padre che è medico, e ho sempre considerato, anni fa quando ho iniziato a ragionare su questa, un po' sulla differenza tra essere e fare, avevo un po' quest'idea che ci fossero delle professioni che naturalmente fossero
e non facessero. Soprattutto le professioni tipo medico, che sono anche professioni molto codificate, antiche, che portano dietro comunque, anche se vogliamo, una certa vocazione in quello che si fa. Poi ho iniziato a parlare con dei medici che mi dicevano: ma io faccio il medico, io non sono un medico. E lì ho capito che avevo forse un'idea un po' romantica della medicina, ma quella è colpa di mio padre. E quindi mi sono resa conto che anche in una professione che io pensavo fosse ingenuamente la roccaforte dell'essere, in realtà ci sono tante persone che fanno il proprio lavoro. Per cui sicuramente ci sono, come dicevo, no, dei fili che tirano da una parte o dall'altra, ma poi è sempre molto la persona con la sua soggettività che sceglie se essere o fare, o almeno dovrebbe scegliere, perché secondo me questo è il punto, che se noi siamo consapevoli di questo binomio, siamo in grado di collocarci all'interno, che può essere da una parte o dall'altra o nel mezzo, però almeno ci collochiamo e possiamo anche rileggere i nostri comportamenti in un certo modo, perché se siamo ad esempio persone che facciamo il nostro lavoro e lavoriamo in un luogo che ci spinge ad essere e sentiamo degli attriti, potrebbero essere anche dati da quell'aspetto lì. Quindi spero di aver risposto. Qualche altra domanda o condivisione? Stavo pensando al lavoro. Prima si accennava proprio all'inizio, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Marx, il plus lavoro. Sto lavoro a migliaia d'anni, volente o nolente ce lo portiamo dietro, ci si attacca o ci attacchiamo noi sul lavoro, insomma. Adesso stavo pensando a una riflessione molto, molto filosofica, molto, molto strana. Potremmo vivere, la nostra società potrebbe stare senza lavoro, e senza lavoro non perché, non so, immagino il multimiliardario, ok, probabilmente quello lì probabilmente non ha necessità di lavorare. Ecco, stavo pensando all'avvento dell'intelligenza artificiale, cobot, la robotica. Probabilmente non è per i prossimi 10, forse neanche nei prossimi 50, ma fra 100 anni magari, diciamo che, insomma, una definizione un po' di vecchio stile, le macchine ci sostituiranno magari nel lavoro, quindi il lavoro non farà più parte, tra virgolette, di quello che dobbiamo fare per vivere. Ci sarà qualcos'altro che, almeno per quanto riguarda le necessità primarie, ci sostituirà. Non avremo bisogno di lavorare nel senso che si è fatto per migliaia d'anni. La società potrebbe, e come potrebbe? Lo so, è una domanda un po' visionaria. No, è molto interessante perché secondo me tutto dipende da come decliniamo quel bisogna. Cioè, noi avremo bisogno del lavoro, ma avremo bisogno in che termini? Da un punto di vista economico, se immaginiamo una società a fortissima automazione andiamo sui ipotetici scenari futuri, con un reddito universale, quindi nessuno potenzialmente più lavora perché lo fanno le macchine e le intelligenze artificiali per noi, ma a tutti è dato un sostentamento perché il lavoro serve anche ovviamente per vivere, noi non avremo più bisogno del lavoro per sostentarci, ma per realizzarci, per stare bene, per riempire le nostre giornate, per trovare un senso, per riconoscerci. Ci sono probabilmente persone tra di voi, secondo me è un po' più facile tra chi fa il proprio lavoro, che direbbero: oh, tutto sommato starei anche bene, mi dedico ai miei hobby, faccio le mie cose, eccetera. Io parlo per me, probabilmente lavorerai in maniera diversa, ma non rinuncerai a lavorare, non sarebbe un lavoro inteso come lavoro retribuito, sarebbe un lavoro più di occupazione, ma allora dovremmo chiederci cosa significa lavoro. Il lavoro è solo ciò che è retribuito, è solo ciò che fa faticare, è solo ciò che ci viene dato da altri, o il lavoro ce lo possiamo anche definire noi, possiamo decidere noi cosa è lavoro e cosa non è lavoro.
Ecco, secondo me è un po' qui la chiave. Con questa domanda mi è tornata alla mente una riflessione che io credo 2 anni che cerco nei libri che ho a casa e che non trovo, perché sono convinta che l'abbiano scritto 2 persone, 2 autrici diverse, libri diversi. È anni che le cerco nei libri che ho loro, questa riflessione che da qualche parte io ho letto, ma non riesco a ritrovarla e mi ci cruccio sempre, perché più o meno è questa. Cioè, a un certo punto l'autrice si chiede: ma se ci fosse un reddito universale, smetteremmo di lavorare? E lei immagina di no, almeno per determinate tipologie di persone. C'è tutta questa sostanzialmente sorta di esperimento mentale molto interessante, che però ricordo poco, perché più passa il tempo meno lo ricordo e più non lo trovo, quindi sta diventando un po' frustrante, prima o poi lo troverò. Quindi secondo me dipende molto da cosa significa il lavoro per noi. Se il lavoro è un mezzo, se il lavoro è un valore, se il lavoro è un senso, se il lavoro è parte della nostra identità. Ed è proprio, secondo me, oggi parliamo di lavoro così tanto perché ci stiamo domandando, ce lo stiamo ricollocando all'interno delle nostre vite. È un po' quello che dicevo all'inizio, l'abbiamo visto, ci siamo visti lavorare e quindi adesso vogliamo capire di cosa farne di quel lavoro lì. Spero di avere risposto. C'era un'altra laggiù. Avrei una domanda e una via di riflessione che potrà mutarsi in domanda. La prima domanda è quanto, tra virgolette, il privilegio / possibilità influenzano il nostro essere o fare il lavoro, nel senso, banalmente, l'accesso all'università o meno, oppure, non lo so, la famiglia che ti sta dietro, le conoscenze, la rete sociale a cui hai accesso. La seconda cosa che mi è venuta in mente fa riferimento a un paper che ho letto su uno studio fatto a Torino, in cui in un parco della città di Torino, in un certo momento, il quartiere si è trovato dei ragazzi immigrati, tutti originari dall'Africa, che nel tempo libero, nel pomeriggio, facevano parkour. Fin da subito all'interno del quartiere è nato una paura nei confronti di questi ragazzi. È stato quindi interpellato il comune, insomma varie associazioni che hanno pensato di risolvere la faccenda offrendo a questi ragazzi una specie di lavoretto e quindi farli diventare allenatori per i bambini, insomma, del quartiere, eccetera. E quindi mi chiedevo la funzione del lavoro come lente per conoscere il diverso, per definire il diverso, se questo conoscere l'essere e fare lavoro e questa riflessione che stiamo facendo su che ruolo ha il lavoro nella nostra vita può anche poi cambiare e ridefinire questo strumento, insomma. Ecco, grazie. Grazie, interessante. Il lavoro è sicuramente ha tante funzioni, ha sicuramente anche una funzione di aggregazione, ha una funzione anche di incontro, secondo me oggi, soprattutto in un mondo sempre più multiculturale come quello in cui viviamo, e può diventare anche un veicolo. E secondo me più andiamo avanti, più stiamo scoprendo funzioni del lavoro e più stiamo ingigantendo il lavoro e ci stiamo proiettando tanti significati dentro e tante anche opportunità, perché no? Però poi facendolo, secondo me, poi a un certo punto dovremo anche arrivare a riguardarlo da altre prospettive, ma questo poi ci penseremo. Per cui sicuramente può essere da questo punto di vista un aggregante. Poi sorridevo perché mi veniva in mente un po' il detto, il lavoro nobilita l'uomo. C'è una bella canzone che cito anche nel libro In come stanno i tuoi, che è il lavoro mobilita l'uomo, di cui cito un pezzo in uno dei capitoli, che vi invito ad ascoltare, che ci sono un paio di riflessioni nella canzone interessanti. È sempre un po' la funzione del lavoro, cioè cos'è per noi il lavoro. Il lavoro può diventare un mezzo, può essere anche il fine, può essere un mezzo per creare vicinanza, assolutamente sì. Può essere anche un mezzo per esprimere un privilegio, oppure per ottenere un privilegio, per poi collegarmi, no, alla prima domanda. Rispetto all'essere e fare,
Allora, secondo me, da un certo punto di vista, me la sono fatta questa domanda anch'io. Credo che già potersi chiedere se non faccio il proprio lavoro sia una forma di privilegio in realtà. Però credo anche che non necessariamente l'essere sia più privilegio del fare, o uno o l'altro nascondano un privilegio più che l'altra posizione. Ecco, è proprio farsi la domanda, secondo me, è già un primo e forse l'unico privilegio, perché poi, e qui si rischia sempre un discorso che può suonare molto classista, quindi cercherò di farlo molto con le pinze, perché non voglio lungi da me, nel senso, però io davvero ho incontrato persone in professioni o comunque lavori che normalmente, se li guardi da fuori, dici vabbè, ma sono lavori che fai, non puoi essere quel lavoro lì, che però erano quel lavoro lì. E perché lo vedi da come le persone fanno il lavoro che fanno, che non necessariamente vuol dire metterci tutti se stessi, farlo a una qualità altissima, ma lo vedi anche nel rapporto che hanno con te, se in quel momento tu sei l'utenza, con i colleghi, se hai in modo di vederli con i colleghi, come si muovono, come ne parlano del lavoro. Quindi io credo che sia in realtà più mi addentro nell'osservare essere o fare il proprio lavoro, più mi rendo conto che tengano poco delle suddivisioni che immaginiamo subito, che possono essere semplici, tipo determinati lavori è più facile fare, determinati lavori è più facile esserli, determinate età è più facile essere che fare, determinate generazioni, determinate esperienze. Credo che sia più sfaccettata, poi ovvio, con percentuali diverse, però è abbastanza variegato il tutto. Sì. Qualcun altro? C'era la signora Qualcun qua? Quella signora davanti? Giorgia? Mannaggia. La signora col maglione verde. Quando ho fatto la domanda proprio nel collocarci se l'essere essere o fare, ho alzato la mia mano nell'essere, ma poi ho riflettuto, si può essere e fare. Tante volte è difficile distinguere il fatto di essere oppure fare, perché molte volte si è entrambi le cose, bisogna vedere sempre in che ambito, come ha detto prima, ed è difficile, ma è difficile dare una spiegazione anche a se stessi tante volte e agli altri che ti guardano e che magari non capiscono. Sì, quello è il rapporto con gli altri, credo che sia l'aspetto più delicato, soprattutto sia se si è colleghi o colleghe, perché si lavora in maniera diversa banalmente, sia se è ad esempio con amici o in famiglia o con conoscenti, e quindi io mi trovo tante volte a giustificarmi se prendo una chiamata, rispondo a un messaggio in orari che non sono canonicamente di lavoro, perché se sono con altre persone che penso possano fare il proprio lavoro, comunque avere un rapporto diverso, mi sento sempre un po' di dovermi giustificare, un po' perché delle volte temo che poi le persone pensano che io sia workaholic, quindi che lavori tutto il tempo. Nel libro lo cito, c'è una mia collega che dice che una volta mi ha detto, infatti io riporto quello che mi ha detto, no? Se tu pensi che esista ancora vita da una parte, lavoro dall'altra, tu pensi che io o lavoro 24 ore al giorno o non lavoro mai, cioè delle due l'una. Per cui è vero, nel senso, non sempre poi ci si riesce a capire con le altre persone. Delle volte abbiamo anche noi bisogno di capirci nel rapporto col lavoro e variamo anche in base a come stiamo, perché poi questa è una cosa che non ho detto, ma consideriamo che può anche molto variare dal nostro stato di benessere psicologico e non solo di quel momento, l'essere o il fare. Ci sono persone che magari sono il proprio lavoro, ma che nel momento in cui non stanno bene, soprattutto da un punto di vista psicologico, hanno bisogno di prendere un po' le distanze dal lavoro, vanno in una sorta di passano al fare, magari per un periodo.
è molto fluttuante, ecco, e io credo che non voglio neanche che passi il messaggio che sia così rigido come ci stiamo dicendo, cioè ci stiamo anche capendo insieme che in realtà è molto un movimento che possiamo fare, un movimento più meccanico, un movimento più volteggiato, ma comunque un movimento, ecco. Grazie. Grazie. Mi verrebbe da dire che la sintesi è un po' la ricerca della giusta misura tra queste due polarità, no? L'essere facendo o viceversa, ma già porsi queste domande, avere consapevolezza innanzitutto di quello che siamo, di ciò che vogliamo, di qual è anche il desiderio della nostra relazione con gli altri è già un buon punto di partenza. Io davvero vi consiglio questo libro in particolare di Bianca, ma in realtà questo apre veramente ad altri concetti che potremo organizzare 4 rassegne di Parole Controtempo. Vi invito a leggerlo perché veramente suggerisce così anche nuove prospettive per guardare ciò che facciamo da tantissimi anni, chi più, chi meno, chi magari è già in pensione, anche guardarsi un po' all'indietro, perché è l'occasione anche per ripensare e poi magari anche educare i propri figli, i propri nipoti, insomma anche le nuove generazioni a un tipo di grammatica di questo tipo. Io Bianca ti ringrazio veramente di cuore, le farei un grandissimo applauso. Grazie. Ti ringrazio perché in realtà avevi una parola veramente molto difficile e anche un po' pesante per tutto l'immaginario che ovviamente porta con sé, e ti ringrazio per aver dato anche un po' di leggerezza e averci mostrato come si può essere funamboli tra questi due verbi, l'essere e il fare. Oltre a questo vi invito anche a leggere la nostra nuova rivista dove Bianca ha scritto, ma troverete tantissime altre voci, tantissimi altri temi che vogliono un po' approfondire il nostro approccio con il mondo del lavoro e capendo se questo lavoro è un valore o ha un valore nella nostra vita. Vi rimando poi all'ultimo appuntamento di Parole Controtempo che sarà il 21 marzo, questa volta con Alessia Dulbecco, la parola differenza e genere in realtà, che quindi chiuderà questo nuovo percorso di questa rassegna Parole Controtempo. Grazie a tutte e a tutte, grazie Luisa, grazie Elisa, grazie al service, a Giorgia, a Chiara. Non so. E la foto dopo la facciamo, sì. Una buona notte e ci vediamo all'ultimo appuntamento. Grazie. Grazie.